Ciao a tutti! È il libro che aveva in mano un simbolo del fatto che abbiamo di studiare per imparare l'Europa, che sia con libero o con qualsiasi altro mezzo, perché in che 25 novembre, che tutti giustamente stanno sottolineando, è la giornata internazionale che vuole sottolineare la riflessione e la lotta contro la violenza sulle donne, le anche però la festa, la ricorrenza di Santa Caterina d'Alessandria, una martire dei primi secoli cristiani, dell'inizio del IV secolo, che proprio per la sua storia, diciamo che nella giornata di oggi ci ricorda gli stessi valori, cioè il fatto della difesa della dignità femminile. Infatti i medesi e in milanese fa la traduzione, no, di questa giornata, mi direbbe il dì che si impegnano a proteggere donne, nel senso che giusto la lotta contro la violenza vuol dire anche l'impegno a proteggere, a difendere i diritti. E prima di magari affrontare anche altri aspetti, altre tematiche, oggi voglio appunto più che altro ricordare questa santa, la cui vita, diciamo, la cui biografia non è certissima. Abbiamo delle notizie, come tante altre persone di quell'epoca, le biografie sono, diciamo, costruite un po' in maniera difficile, però ecco, Santa Caterina era una giovane di illustre famiglia, colta, aveva studiato, era una tusa intelligente, una brava tusa, che era cristiana, e siccome voleva inconvincerla alla sala fede, invece lei la similitudine a discur conti intelligentuni, no? Perché l'imperatore la fece affrontare da dei rettori, degli studiosi, e lei non solo li confutò le loro idee, ma li convertì pure al cristianesimo. E quindi questo imperatore, arrabbiato, la condannò a morte, e prima a supplizio della ruota, che però secondo la tradizione venne rotta da un fulmine caduto dal cielo. Infatti nella iconografia Santa Caterina d'Alessandria è sempre raffigurata con accanto una ruota spezzata, questa ruota dentata spezzata, e poi alla fine questo imperatore la fece decapitare. E siccome però prima, nella discussione precedente, da quello che raccontano appunto queste tradizioni, la Chiesa che sposa, propose di sposarsi, e lei rifiutò, perché lei diceva che voleva dedicarsi a Cristo, ma al di là della scelta se non sposarsi o sposarsi qualcun altro, questo ci fa pensare che è proprio una protettrice, se vogliamo, una patrona delle donne che possono avere difficoltà a subire violenza, eccetera, e delle donne in generale, proprio della libertà, della dignità femminile, perché appunto non solo è stata uccisa come martire per la fede cristiana, ma anche come donna che lavorava accanto a Ferro quel che lavorava. Lei voleva scegliere della sua vita quello che desiderava, quello che voleva. E quindi ecco che, diciamo così, affidiamo a Santa Caterina d'Alessandria tutti i don, e magari anche a noi cumet, anche noi uomini, che dobbiamo imparare ad essere sempre rispettosi e andare d'accordo, perché come ricorda Genesi 1,27, l'uomo creò, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, per cui ricordiamoci di questo. Ciao a tutti!